يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيدا حرم وجاني قطبه لله راحت العقايا يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيدا حرم وجاني. Benvenuti a tutte e a tutti a questo incontro, terzo incontro di presentazione dell'Islam per la serie organizzata da Molte Fedi sotto l'unico cielo, ACLI di Bergamo. Quindi intanto un saluto a tutte voi, a tutti voi che ci state seguendo, ma anche a chi produce questo programma. Abbiamo qua a Montesole con noi, c'è Martino, c'è Giuditta, c'è Beppe, Daniele, la Carlotta. Cioè, cerchiamo di fare una cosa molto, molto in sintesi che vi dia lo stimolo di studiare l'Islam. A prescindere dalla fede, a prescindere dal giudizio che noi possiamo dare su questo e su altri sistemi religiosi, tuttavia la conoscenza di un sistema religioso così importante per il fatto stesso che accomuna un quarto circa della popolazione mondiale è una cosa doverosa. E quindi il mio consiglio è di informarsi, leggere il Corano, leggere dei testi di introduzione all'Islam, ne ho consigliato già qualcuno, chiedere, confrontarsi, imparare, mettersi in un approccio di apprendimento. A imparare non si sbaglia mai. Il problema sono i giudizi non fondati su una conoscenza, quello sono i problemi da parte di tutti, musulmani, non musulmani. Quindi il nostro così credo scopo di questa serie sia anzitutto un invito allo studio e all'informazione, e poi l'abbiamo detto fin dall'inizio a collocare il fenomeno religioso nell'arco della cittadinanza. La Costituzione è sempre il nostro punto di riferimento. Qua siamo a Montesole, la comunità fondata da Dossetti, che è stato uno dei grandi padri, dei fondatori della nostra Repubblica Italiana, uno dei padri costituenti. Io ricordo, era qua nel 95 forse, un gruppo di ragazzi venne a incontrarlo a Montesole e lui disse una cosa un po' sorprendente: io non posso costringere tutti quanti a credere nel Vangelo, per me come cristiano il Vangelo è il massimo, non c'è più niente di più che la rivelazione del Vangelo, Cristo è l'ultima parola detta, ma non posso costringere tutti a credere nel Vangelo, perché c'è il buddista, c'è l'induista, c'è il confuciano, c'è il musulmano, c'è la New Age, c'è il non credente, l'ateo, per il quale il Vangelo è un testo come tanti altri, quindi non posso costringere a credere nel Vangelo, però nella Costituzione sì, perché è la legge dello Stato, è la legge suprema dello Stato ed è anche l'ombrello che dà a tutti i propri diritti e chiede a tutti i propri doveri. Quindi paradossalmente su questa terra, in questo mondo, la Costituzione italiana è un testo che include di più dei testi delle religioni. Per i testi delle religioni, bene o male, c'è sempre chi è dentro e chi è fuori. Per il non cristiano è diverso il rapporto con il Vangelo, perché lo può leggere, ma rispetto al cristiano dà un'altra valutazione, così il Corano. Quindi l'invito è, proprio perché stiamo facendo un percorso sull'Islam in questo caso, ma lo fate su tante altre religioni, si approfondisce le religioni, ma a partire dalla propria cittadinanza. Questa è la cosa. E poi l'altro motivo di occuparsi delle religioni è quello che io dico, guardare se stessi dalla casa di fronte. Studiare un'altra religione e intanto imparare quello che c'è nella casa di fronte, no? Uno vede la casa nel quale non è mai entrato, entra, ne guarda le stanze, come è fatta, come è organizzato, il tetto, le fondamenta. Questo è un altro palazzo, chiamiamolo così, un altro palazzo, questa monafora. Poi improvvisamente si va a una finestra e guarda la casa nella quale ha vissuto tutta la vita, o gran parte della propria vita, e vede se stesso, quindi il proprio sistema religioso, dalla casa di fronte. Quindi lo studio comparato delle religioni è utile anche per comprendere meglio se stessi. E questo vale in particolare per il dogma,
abbiamo visto per il primo incontro, abbiamo dedicato a vedere il credo, la fede, vale per il culto. Studiare come pregano i musulmani ci aiuta a capire di più anche che cos'è la messa per un cristiano, cos'è la sua preghiera, e vale anche per l'etica, che è l'oggetto dell'incontro di oggi. L'etica in questo momento è molto sotto pressione, tutti i sistemi etici, perché le innovazioni tecniche, le scoperte della scienza, il rimescolamento dei popoli pone all'etica religiosa dei problemi che non esistevano prima. E oggi cercherò di accennare a qualcuno occupandoci di Islam, ma in modo particolare la pressione vale per l'Islam, perché vedete l'Islam ha una definizione che la dico in arabo, è questa: è din muamala, la religione e comportamento. Provate a fare ciascuno di voi che cos'è la religione, ognuno di voi si chieda, magari fate un incontro, che cos'è la religione. Lo suggerisco anche agli amici di ACLI, fare un incontro per cui si possa mettere a tema questo tema, che cos'è la religione. Allora l'Islam ha questa definizione: ad-din muamala, la religione è comportamento. È molto, molto singolare questo modo di definire la religione, cioè l'Islam tende a ridurre all'essenziale il dogma: non c'è Dio fuori che Dio, e Muhammad è l'inviato di Dio, questo dogma islamico nel suo apice, e invece l'ambito dei comportamenti è vastissimo, estesissimo, quindi è molto centrato sul comportamento, e questo dà anche la misura di quanto sia difficile essere oggi musulmano, per esempio fuori da un contesto islamico. Quali sono i comportamenti che sono accettati davanti a Dio, e su questo noi vediamo proliferare una grande quantità di siti, per esempio Islam Web, Islam Question and Answers, o altri siti islamici che danno risposte, il Consiglio Europeo della Fatwa per esempio, che danno risposte ai musulmani che vivono nel mondo su come vivo islamicamente, siti che hanno migliaia e migliaia di domande continuamente, risposte a domande che vengono fatte. Per esempio, sono una musulmana, posso andare in bicicletta? Il famoso questione sul velo. Oppure una domanda che ho visto recentemente: mio marito ha trovato lavoro in un ristorante, deve servire il vino a tavola. Per i musulmani il vino è proibito, può andarlo a servire a tavola o si deve licenziare dal suo lavoro? Quindi tante domande. La mia compagna di scuola, i miei compagni di scuola, domande che riguardano l'etica. E quindi noi troviamo che l'Islam si trova di fronte a tante domande, a tante questioni che vengono poste dai sistemi etici, e quindi si proliferano i libri, i trattati sull'etica. Per esempio, vedete, questi ve ne ho portato uno a vedere, che è famoso, Abu Bakr Jaber al-Jazairi, adesso è morto, ma è stato un grande sapiente algerino, che ha trascorso tutta la sua vita però a Medina, e ha scritto un testo famosissimo che ha avuto anche una traduzione in inglese, Minhaj il-Muslim, cioè il programma di vita del musulmane. Se noi andiamo a sfogliare questo testo, il testo che io uso, che cito in arabo, si parla in 54 pagine del credo islamico, e poi passano l'educazione fil adab. Allora vedete, per esempio, il galateo con Dio, il galateo con gli angeli, il galateo con il profeta, il galateo con se stessi, e poi il galateo con gli altri, il galateo nel modo di sedersi, il galateo di mangiare e di bere, il galateo dell'ospitalità, il galateo del viaggio, il galateo del modo di vestirsi, il galateo di dormire,
qual è il galateo che si usa per andare a letto, e poi va avanti, e questo siamo arrivati da pagina 54 a pagina 113, tutta una serie di galateo, e poi si passa a parlare delle qualità. La qualità, cioè la capacità della sopportazione, la misericordia, il pudore, la sincerità, il fare il bene agli altri. Allora noi possiamo dare un giudizio, non so qual è il giudizio ciascuno di dare, quelli che mi ascoltano in questo momento dell'Islam e di musulmani, possono essere anche giudizi più severi, più negativi, anche poi molto a seconda degli incontri che hanno fatto, oppure benevoli e aperti, addirittura entusiastici. Non si può negare che l'Islam nel suo strutturarsi dia una grande importanza ai comportamenti, al punto che c'è un testo che cito a memoria in arabo, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, cioè non sono stato inviato altro che per perfezionare il galateo. Questo sarebbe un detto attribuito a Muhammad. Quindi l'aspetto del comportamento è molto importante. Ora, come voi vedete dai titoli del testo di Abu Bakr al-Jazairi che vi ho letto, il galateo islamico, a differenza di quello che noi potremmo pensare il galateo, cioè dell'etica, ha due orizzonti, ha due assi. Un asse è l'asse verticale, l'altro asse è l'asse orizzontale. L'asse verticale è quello del rapporto con il mondo divino. È molto strano perché noi siamo abituati che il galateo e l'etica riguarda rapporti orizzontali, le persone, con i miei vicini di casa, con i miei parenti, con i miei amici, con i compagni di lavoro. Ma come è la sua struttura olistica, l'Islam parte anzitutto da una percezione del rapporto con il divino. Anche il rapporto con il mondo divino è oggetto di un galateo, quindi viene dapprima Dio, poi gli angeli. C'è un galateo da avere con gli angeli, un rispetto che si ha verso di loro, poi c'è un galateo nel rapporto con il profeta dell'Islam. E questo molto, molto importante, il rispetto dovuto che i musulmani sentono di avere verso il proprio profeta, quello di onorarlo, quello di benedirlo, quello di obbedirgli in tutti, quello di rispettarlo. Un detto famoso che riprende il Vangelo: deve amarmi sopra suo fratello, sua sorella, sua madre, suo padre. E in questo senso voi potete capire allora certi episodi dell'Islam, no? Quando le famose vignette o l'irrisione del profeta, le vignette sul profeta, le barzellette, così per il musulmano è una ferita suprema, proprio per questo galateo del rapporto con Dio. E ancora un galateo persino con il libro. C'è un rapporto nei testi, proprio testi come quelli che vi ho detto, al-Jazairi e altro, che disegna il galateo del rapporto con il libro, che vuol dire anzitutto leggerlo, recitarlo, rispettarlo, un certo trattamento del libro. Un musulmano potrà mettere il libro, come a me capita, metto la Bibbia, magari metto un altro libro sopra o l'appoggio sul banco in chiesa, per dire no, il libro, il Corano esige un rispetto. Ovviamente queste sono cose in cui noi dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere, per conoscere i musulmani, i loro pregi, i loro limiti, e nello stesso tempo, se c'è qualcosa di buono che va imitato, imitarlo. Perché, come ho detto già la volta scorsa, c'è una imitazione nel male, ma ci può essere una imitazione anche delle buone virtù. E poi c'è un secondo asse del galateo islamico, che sono i rapporti impersonali. E qua abbiamo una specie di serie di circonferenze, che sono anzitutto i rapporti familiari. All'interno del nucleo familiare
che sono relazioni di obbedienza, di dare ciò che è dovuto, e in questo sicuramente nell'Islam si può vedere un limite. Per esempio i rapporti coniugali tra uomo e donna sono basati su diritti e doveri reciproci molto, molto stretti. Quindi la donna il rapporto di obbedienza, di sottomissione, nell'uomo la necessità però di dare alla donna la dote, di dare il mantenimento quotidiano, quindi rapporti che si potrebbero individuare come noi lo potremmo sentire come essenzialmente giuridici, che schiacciano un po' il livello degli affetti, dei rapporti affettivi. Questo non è del tutto vero, ovviamente c'è l'affetto, c'è il sentimento nell'Islam, ma molto è affidato anche alla regola, alle regole, alla normativa. Non dimentichiamo mai che l'Islam è insieme una religione di etica, di fede, di etica e diritto. Poi una seconda cerchia sono i rapporti della parentela, tutta una serie di obblighi che si svolgono nel rapporto di parentela allargata, e poi i rapporti di vicinato. L'etica dei rapporti di vicinato per l'Islam è estremamente importante. Quindi questo ci serve anche a comprendere l'utilità di conoscere l'etica islamica anche per un rapporto. Il vicinato, ormai abitiamo in palazzi in cui abbiamo il vicino di casa, la vicina di casa che è musulmana, una famiglia di musulmani che è arrivata nel nostro palazzo. Conoscere le regole del galateo islamico del vicinato, per esempio, è importantissimo. L'Islam dà sottolinea molto l'importanza dei rapporti di vicinato, ed è il vicino di casa, i rapporti di vicinato superano quello che sono i rapporti del compagno di religione. Nel senso che c'è un legame tra compagni della stessa religione, fedeli della stessa religione, ma quando nell'Islam si chiede chi è il tuo vicino, i manuali di etica risponde chiunque, quello che crede come me, ma quello che anche non crede come me. E quindi va rispettato. L'Islam sottolinea molto il rispetto che si deve al vicino, mai ledere la privacy del vicino, non ingombrargli il passaggio che porta alla porta di casa, non curiosare, non spiare in casa. E questo è molto utile perché questo ci spinge per esempio a comportarci con correttezza al vicino di casa, ma per esempio nei confronti del vicino di casa musulmano si può dire quando non si comporta bene nei rapporti vicinati, dice: ma guarda che il tuo profeta non faceva mica così, guarda che l'Islam non ti insegna mica, per esempio, a ingombrare il passaggio, lasciare delle cose, lasciare delle mercanzie, o fare chiasso, oppure venire a suonare nei momenti che non sono in debito, o lasciare che i tuoi figli facciano anche atti di teppismo, piccoli disturbi. Cioè richiamare lo studio dell'etica islamica, io lo consiglio sempre a tutti. Lo studio dell'etica islamica mi istruisce su quelle che sono le doti di etica, di educazione del musulmano, ma mi danno dei motivi di imitazione, ma nello stesso tempo mi danno una leva per richiamare le persone di fede islamica a quello che devono essere. Quindi questo è l'ambito dei rapporti di vicinato. Un altro ambito è i rapporti che sente molto il musulmano, per esempio in situazioni di malattia. Il musulmano sente molto il momento della malattia. Nella malattia tutti si diventa uguali, si diventa un po' più giobbi, e quindi per esempio Ziyaratul Marid, la visita al malato, è fondamentale nell'etica islamica, e quindi l'occasione di una malattia, sia nei rapporti di vicinato sia una visita all'ospedale, è un'occasione, Covid a parte, a un certo punto ritorneremo a vivere normalmente, per creare dei rapporti molto profondi.
la visita che si fa al malato. Su questo i manuali di etica islamica si diffondono, lo si va a visitare, ci sono delle parole buone che sono per il musulmano sempre la sottomissione al decreto di Dio. Quindi per esempio non si dice al musulmano che ha un bambino malato, se Dio esistesse non dovrebbe fare una cosa, non è un Dio buono, come certe volte si sente dire tra noi, no? L'atto profondo dell'etica islamica è sempre un atto di fiducia, di affidamento a Dio, e poi mai evocare la morte, sempre consolare, sempre affidarsi a Dio perché la vita ritorni. Bisogna dire che nell'Islam, nel dogma islamico, Dio è creatore della morte come la vita. La morte non è un errore, non è una alterazione del piano di Dio, ma fa parte del progetto di Dio. Dio fa vivere, Dio fa morire, fa vivere di nuovo. E quindi l'accettazione della morte è fondamentale. Nello stesso tempo il musulmano lotta per avere la vita con tutte le forze, e quindi anche noi dobbiamo in questo senso effettuare, appunto nel rapporto col musulmano abbiamo una possibilità di consolazione molto forte. E così tutti gli atti della vita umana sono nell'Islam in qualche modo caratterizzati da un dover essere. Come si fa a conoscere l'etica islamica? Un consiglio che io do: mancano pochi strumenti, devo dire la verità. È uno dei miei lavori che ho in corso, è proprio di quello di scrivere un manuale di etica islamica. Il mio consiglio è quello di andare a visitare proprio i siti delle cosiddette fatwe, che sono in inglese ma si trova anche in italiano, appunto il Consiglio Europeo della Fatwa, dove troviamo molta informazione sul modo di vivere islamico. In questo incontro, per arrivare alla fine, vorrei segnalare ancora due cose. Qual è il modello di vita islamico? Allora, il modello islamico è duplice. Da una parte Dio, da una parte il profeta dell'Islam, Muhammad. I nomi di Dio, i 99 nomi, sono in un modo un po' sorprendente non solo delle qualità di Dio, ma anche un programma di vita. E quindi, visto che Dio è misericordioso, sii misericordioso. Visto che Dio è provvidente, provvedi tu il cibo a chi non ne ha. Visto che Dio è latif, cioè gentile, sii anche tu gentile. Visto che Dio è aziz, è caro, sii anche tu caro verso le persone. Questa è una via di costruzione della identità etica del musulmano. Un'altra via, che è quella più conosciuta, è l'imitazione del profeta dell'Islam. Quindi come lui si è comportato, anch'io mi comporto. E quindi molta parte dell'etica islamica è costruita sui racconti della vita o attribuiti alla vita del profeta dell'Islam per arrivare a una sua imitazione. Anche qua ci sono tante opere che raccontano la biografia di Muhammad, e quindi per esempio una lettura di queste opere illumina molto su quello che è l'ideale etico del musulmano. Per finire, quali sono alcune delle sfide grosse dell'etica islamica oggi? Io ne individuerei qui con voi tre essenzialmente. Un livello è quello dell'etica sessuale, e cioè noi abbiamo un cambiamento delle società che non sono solo in Occidente, in Europa, ma anche negli stessi territori di provenienza dei musulmani. L'età del matrimonio si innalza, e quindi i ragazzi studiano, arrivano a 30-32 anni, anche le donne tendono a sposarsi più tardi. L'etica islamica e il diritto islamico però vuole che non ci sia sesso, che non ci sia rapporto sessuale al di fuori del matrimonio sciaraitico. Questo è un grosso problema oggi dibattuto. Accanto a questo c'è il tema molto sentito oggi in crescita della omosessualità.
come inquadrare l'omosessualità nell'Islam in un sistema religioso per il quale Dio ha creato uomo e donna. L'Islam dice tutto che è stato creato a coppie, quindi non si dà amore e sessualità fuori dal rapporto eterosessuale. Questo è un secondo punto che sta interrogando molto, molto l'Islam. Il terzo punto, per porre una frontiera, la transessualità, che anche questa è dibattuta. Dio ha creato l'identità sessuale della persona e l'identità biologica, e quindi la conformazione del corpo. Allora, come mi pongo di fronte a persone che dicono il mio sentire è diverso dal mio corpo? Questo è un altro punto molto, molto dibattuto, con grossa apertura nell'Islam sciita. Invece l'Islam sunnita si attiene a una posizione più tradizionale, tranne alcuni sheikh famosi, tra cui il Tantawi, il Gran Mufti, che emise una fatwa nel caso di un ragazzo che chiedeva il cambio di sesso per arrivare a questa cosa. Questo è l'ambito sessuale. Poi c'è l'ambito medico, che è un altro punto molto in discussione nell'Islam, per esempio l'eutanasia, che è bandita dall'Islam, considerata una forma di suicidio, e tuttavia l'Islam si trova di fronte al problema delle malattie terminali e delle cure che protraggono senza fine una vita che non ha più possibilità di essere recuperata, nel senso di una vita sana. Ma poi pensiamo ancora un tema molto dibattuto nell'Islam, che è quello del trapianto degli organi. Allora, come abbiamo visto dalla prima nostra puntata, una delle qualifiche di Dio è il Dio creatore. Ciascuno di noi è stato creato da Dio direttamente e in modo provvidenziale, con una certa dotazione di organi. Come posso trasportare il cuore di una persona nel cuore dell'altra? Quindi ci sono molte interrogazioni giuridiche che oggi su questo, per esempio, si dice che il cuore è l'organo della fede, no? La fede, secondo la visione islamica, non è nella testa, ma è nel cuore. Allora, se io al posto di questo organo metto una macchina, oppure metto il cuore di un non credente, forse che non trapianto nel corpo di un musulmano l'organo di un non credente? E quindi questo ha creato crea dei dibattiti molto, molto forti nell'Islam. E ancora un tema, per mettervi a informarmi di una delle frontiere più avanzate del dibattito nell'etica islamica, è quello della chirurgia plastica, che oggi si sta diffondendo in modo fortissimo anche nei paesi islamici. L'Arabia Saudita, i paesi del Golfo sono al top nelle operazioni di chirurgia estetica, che una volta si faceva in Libano, si facevano in Egitto, ma c'è una richiesta anche di chirurgia estetica anche maschile nel mondo islamico. Ma questo provoca un problema teologico molto forte. Ognuno di noi è stato creato attualmente da Dio. Abbiamo visto il decreto di Dio nell'utero della madre. Quindi la forma del mio naso, la mia bocca, le mie orecchie, i miei capelli, la mia testa, i miei occhi, la forma del mio corpo è opera di Dio. E lodiamo Dio appunto con la campana del monastero che chiama alla preghiera. Questa lode in fondo non è annullata dal fatto che io intervengo a cambiare la forma degli occhi, del naso, della mia bocca. Questo propone dei nuovi quesiti all'Islam. Io mi fermo qui. E questa puntata sull'etica ha voluto mettervi a parte, da una parte con alcuni fondamenti supremi dell'etica islamica, la religione, il comportamento, i modelli sono Dio, sono il profeta, eccetera, eccetera. Dall'altra mostrarvi che anche per l'Islam, come in fondo per il cristianesimo, i cambiamenti sociali, i cambiamenti tecnologici mettono tutto il problema dell'etica di nuovo di fronte a dei nuovi problemi che anche l'Islam non può evitare di considerare. Grazie, la prossima puntata, ultima, parleremo del jihad.